quanto accaduto nei giorni scorsi nella seconda medica dell'ospedale civile di Pordenone, dove sono stati accertati diversi casi di contagio al coronavirus tra i pazienti ricoverati e gli operatori sanitari, non può che destare preoccupazione. Abbiamo accolto con favore la decisione dell'azienda sanitaria di avviare un'indagine interna per fare piena luce sul caso. Quello che chiediamo alla Giunta regionale è massima chiarezza nella gestione dei tamponi. Il presidente Federiga in più occasioni in queste settimane ha detto che i tamponi hanno un'affidabilità limitata ed è bene che vengano ripetuti per maggiore sicurezza e certezza dell'esito. C'è però una direttiva datata 10 aprile dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, dell'ASFO, rivolta a diversi dirigenti medici per comunicare la decisione assunta in condivisione con la direzione sanitaria di ridurre ad un solo tampone la diagnostica di infezione Covid, riservando solo ai casi molto selezionati e elevato sospetto la necessità di eseguire ulteriori indagini. Quindi sembra esserci una diversa impostazione tra la politica e i tecnici dell'ASFO, e questo chiaramente, oltre che destare preoccupazione, solleva delle domande. La politica è a conoscenza delle indicazioni che vengono date sui territori, c'è dialogo, c'è coordinamento, quello che vale nell'azienda sanitaria pordenonese viene applicato anche nelle altre aziende sanitarie della regione. Sui tamponi c'è anche un altro fatto da chiarire. In commissione la scorsa settimana l'assessore Riccardi ha dichiarato che in regione siamo in grado di processarne 3.000 ogni giorno, però la media dei tamponi il cui esito è stato comunicato nel mese di aprile è di 1.300 quotidianamente, quindi meno della metà. Siamo curiosi di sapere perché.